Il varo di questo ponte cosa significa? Beh, obiettivo raggiunto. Un altro obiettivo che abbiamo segnato come Regione è la volontà di dire che questi 99 km di nastro d'asfalto che interesseranno 36 comuni della provincia di Treviso e Vicenza diventano e sono realtà. Superstrada Pedemontana Veneta, traguardo per il 2016 che è possibile anticipare? Dobbiamo anticiparlo e abbiamo già tutto il piano finanziario definito, che sono 2 miliardi e 130 milioni di opere, riguardano 94 km e mezzo, 36 comuni, 16 caselli, ma soprattutto ricordiamo che almeno 70 comuni avranno l'esenzione dal pedaggio. Che impatto c'è dal punto di vista lavorativo in Veneto con quest'opera? Ma mi sento di dire che già solo questo cantiere ha 300 lavoratori, dei quali 180 sono da parte dei subappaltatori veneti. Ringrazio l'azienda che ha accettato di accogliere questo mio invito pubblico di far lavorare le imprese del Veneto. Sono migliaia di lavoratori che lavoreranno su questi 94 km e mezzo e porteranno sapienza e laboriosità veneta a realizzare questa superstrada. Nei giorni scorsi era stato detto che quasi tutte, anzi tutte le grandi opere in Veneto suscitano polemiche. Che messaggio vuol dare in questa giornata? Guardi, noi dobbiamo tutelare gli interessi della collettività. Qui la comunità veneta si è espressa in maniera univoca a favore della superstrada Pedemontana Veneta e noi la realizziamo. Poi rispettiamo le idee di tutti e ci confrontiamo fino in fondo. Quest'opera ha avuto una mitigazione che è unica. Basti pensare che l'80% del nastro d'asfalto correrà in trincea sotto il piano campagna. Allora, originariamente non era così, ma poi una volta deciso si deve fare. Poi se qualcuno vuole continuare ad oltranza con i comitati, libero di farlo, siamo in democrazia, ma noi la strada la facciamo. Alto Vicentino sino a Treviso Nord, zone strategiche dal punto di vista imprenditoriale. Che cosa si aspetta una volta terminata quest'opera? Beh, aumenta la competitività, basterebbe fare un esempio. Questa percorrenza dall'Alto Vicentino a Treviso Nord oggi significa più di un'ora e un quarto di auto o di furgone o peggio ancora di camion. Dall'altro con questa superstrada decisamente sotto la mezz'ora, il che significa recuperare i tempi ma recuperare anche sul fronte della sicurezza stradale e quindi di eventuali incidenti o morti sulle strade. Si aspetta conseguentemente anche maggiori investimenti da queste due aree strategiche? Ma investimenti che vanno nell'ottica della riqualificazione, della interconnessione con questo nuovo nastro d'asfalto e la volontà ovviamente di portare avanti questa sfida che è quella di non perdere queste 600.000 magnifiche, fantastiche partite IVA che danno occupazione ai veneti.